Benvenuti a tutti con l'appuntamento mensile de Il Guardone, la rubrica dove guardiamo. Gambetto Benco, attenzione, questo mi entusiasma, però qui c'è da divertirsi. Allora, questi tizi in realtà, questa è la loro 19, non so quante partite hanno fatto, stanno continuando a sfidarsi l'uno contro l'altro e nonostante una partita piuttosto ragionata, giocano velocissimi. Speriamo che ci sarà del tempo per fare qualche commento, qualche considerazione. Allora, ok, adesso sì. Ok, due cavalli e un alfiere a testa. Andrà aggressivo il nero? Chi lo sa, tanto questo alfiere poverino non è in questa posizione particolarmente forte. Il nero toglie il re prima di fare F5 in modo tale che non possono esserci rotture di scatole. Attenzione, si minaccia il doppio sui due cavalli. Cattura, cattura di pedone per riproporre la stessa cosa. Non voleva giocare col pedone isolato il bianco, però adesso giocherai col pedone isolato. Chi di pedone isolato perisce, ferisce. Ok, non si può catturare questo cavallo poiché c'è la classica tattica scacco in H2 e si perde la donna. Quindi abbiamo capito che il nero è in vantaggio di un pedone, potrebbe puntare a semplificare per cercare di vincere il finale. Vediamo come giocherà il bianco. Questa donna è controllata dal cavallo, è assurdo. Alfiere in G5, attaccando la donna. Partita veramente fuori dagli schemi, direi. F6. F6. Alfiere qui com'è? Alfiere H4 per mantenere la diagonale. Tanto la donna, io penso che prima o poi si toglierà da qui, no? Magari non so che giro gli farei fare a questa donna nera per portarla in attività. Non so, magari una roba così, però non lo so, non lo so. Se fosse il nero non lo so. C6, wow, wow, il nero sta proteggendo tutti i suoi pezzi in maniera magnifica. E ora questo cavallo si deve prendere qualche insenatura, no? O a meno che cosa? Il nero è tutto straprotetto bene. Donna H5, c'è qualche tattica nell'aria? Così direi di no, però posso assolutamente sbagliarmi. Donna H5. Donna H5, forse si minaccia torre di 1 e poi torre per C6, cavallo cattura, non lo so. Ok, c'è sempre comunque questa, però adesso la donna minaccia su A2. B3 potrebbe essere una possibility, così ci togliamo anche da questi tipi di attacchi, anche se indeboliamo la diagonale. Interessante. C'era anche sempre l'idea di scacco con cattura della donna. E adesso niente, la donna si deve prendere questo punto. Vediamo se ha qualche trucchetto il bianco. Sacrificio di qualità. Tutto per tutto, non so se è una buona idea perché adesso il nero c'ha questa. Però c'è il cavallo. C'è il cavallo che tiene. E non so se questo sacrificio ha compenso perché il bianco sembra che possa vincere, però non appena toglie il cavallo, esatto. Mm, non lo so, non mi ha convinto al 100% questa cosa, ok? Ora c'è veramente l'attacco qui, c'è anche l'alfiere che protegge in realtà, non l'avevo considerato. Ehm, non lo so, se il nero adesso giocherà tipo robe di questo tipo. Sicuramente il bianco deve evitare questa mossa, esatto, quindi questa è eccezionale. Questo cavallo, però mettiamo caso che il bianco riesca a fare tipo scacco così, mettiamo anche caso che riesca a supportare quel cavallo. Il nero restituisce la torre
E cosa abbiamo capito? Nulla. Partita, ragazzi, partita piena di colpi di scena. La donna inizia a far contatto anche sulla torre, oltre che fare contatto sempre su F2. Perciò la donna non può allontanarsi dalla colonna E. Questa mossa è molto fastidiosa. Stavo pensando, è un casino. È un casino, India Johnny. È un casino. Uh. Prima traversa scoperta. Torre che andrà in G4 per idee minacciose. Mamma mia, se questa partita la vince il bianco, tanta stima, ragazzi. 2004 a testa, circa. Tanta stima. Secondo me ci sarà qualche magheggio. Intanto adesso c'è sotto il cavallo. E questo cavallo, ovunque va, è abbastanza inattivo. Tipo un cavallo qui non servirebbe a nulla. Oltre che scacco, ok. Questa qui direi che è abbastanza forzata. E adesso chissà che trucchetto si inventerà il nero, perché non c'è troppo, eh. Questo cavallo ancora una volta si deve togliere. Questo cavallo si deve togliere, a meno che ora non c'è qualche sacrificio strano, tipo robe di questo tipo, ma se la torre sale il nero si prende il matto. Mi sa che è finita per il nero, ragazzi. Il bianco aveva ragione con quel sacrificione aveva ragione. Mamma mia, sono diventato anche un rapper improvvisamente. Eh, che posizione, ragazzi. Che posizione? Beh, l'unica appunto è provare a... Non lo so, questo cavallo è totalmente fuori gioco. Ovunque va, totalmente fuori gioco. Questo cavallo fortissimo che controlla questa casa. C'è sempre questa minaccia qui nell'aire. Eh, potrebbe anche abbandonare il nero. Vediamo, nonostante è in vantaggio, ha un più 4 di vantaggio, ha 3 pedoni anche liberi di avanzare, ma purtroppo penso che gli manchi il tempo, non il tempo inteso orologio, ma il tempo materiale delle mosse da fare, perché il bianco è troppo forte. Attenzione, attenzione, il nero potrebbe far scorrere l'orologio anziché... Ok, c'è stata un'offerta di patta declinata. Ok, niente. C5. C5. Ma penso che questa ancora una volta sia sempre buona. Il bianco fa finta di nulla di quel pedone. Oppure si prende qui con l'idea di prendersi qui. Però se si prende qui forse il cavallo riesce a attivarsi. Almeno guadagna un tempo sulla donna, un tempo sulla torre. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Forse questa, immediately. Esatto. Torre G4, attaccando il punto G7 e ora su una difesa di questo tipo c'è il matto affogato. Se spinge si indebolisce questa diagonale, il che penso proprio che sarà costretto a dare la torre. Donna per... Ah, c'era anche questa risorsa difensiva. Ok, adesso tranquillamente dà la torre il nero. Donna per... Adesso... Qui c'è questa cattura donna che si connette con la torre. Quindi credo che il nero sacrificherà Todos. Donna su torre! Sacrificio di donna su torre. Attenzione, attenzione, che cosa ha calcolato il nero? Che cosa ha calcolato il nero? Mamma mia. Attacco doppio, fantastico. Fantastico, ragazzi, alti livelli. Cioè, questi sono veramente alti livelli. Che cosa cacchio ha calcolato? Mamma mia, attacco doppio.
Oh, alla fine se l'è cavata alla grande, eh. Mamma mia, sacrificio di donna su G4, spettacolare. E ora bisogna togliere la donna, sicuramente donna qui, che se tu catturi con la torre perdi il cavallo, esatto. E questa torre non potrà mai togliersi dall'ottava traversa, altrimenti la partita va a finire male. Ok, tutto per tutto, cerchiamo di spingere i pedoni. Interessante. Very, 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 very interesting. Però a questo punto il nero potrebbe anche abbandonare. Voi che dite? Non ha niente da fare. Niente, imperterrito, il nero cerca di giocarsela. Buonanotte. Buonanotte. Torre qui. Sacrificio. Tac. No, non ci sono i presupposti per il sacrificio. No, torre qui, secondo me è l'unica. Perché se ne vai a zonzolo con la torre, poi c'è donna che attacca pedone, torre, poi c'è anche questa. Non lo so, ragazzi. Il bianco qui ora sta decisamente meglio. Vediamo come prosegue. Devi abbandonare. Bene. Connessione di torri sull'ottava traversa. Adesso il bianco riuscirà. Che cosa ha in mente? Ha in mente un semplice, tra virgolette, matto. E ora c'era anche. Vabbè, intanto il pedoncino prendersi non fa mai male. Penso che ritorni qui, sempre per creare questo tema. Ok, bene. Ok, vediamo cosa c'è ora nei parage. Un Gandon nei parage, donna H5, G6 scacco e G5 adesso non funziona perché si perde il cavallo. Cazzarola se la gioca bene. Cioè, comunque, ragazzi, avere anche pochi pezzi e difendersi bene, bisogna essere bravi. Bisogna essere bravi. Bisogna togliere questo cavallo. Dove lo si mette? Scioglie le trecce cavalli con attacco su torre. Sì? Questa mossa? È corretta questa mossa? Ah sì, perché se ti mangia c'è lo scacco, gli mangi la torre. È corretta, è corretta, è correct. Politically correct, vabbè, doppio su torri, basta. Ha cercato di resistere valorosamente, devo dire, veramente valoroso il nero, che non. Ragazzi, cioè, devi avere una faccia come. Dai, non puoi non abbandonare adesso. Probabilmente cerca la patta, perché c'è una situazione in cui, soprattutto se il re è ancora a casa, c'è il pedone in settima, ecco adesso non c'è più la patta, non esiste più. Però c'era una posizione teorica dove il nero sarebbe riuscito a. Vabbè, abbandona su. Come va? Mamma mia, che partita veramente. L'analizzerei un attimino, perché a parte che hanno giocato a raffica le prime mosse. E 4 e 5, ok, una spagnola, bene, attacco Marshall, D5, cattura, ok, C3, qui diceva cavallo per E5, cavallo per E5 diceva il computer, perché su questa D4 sarà il doppio, ok, è sfuggita anche a due giocatori forti come loro. Ok, va bene. Questo cavallo qui è molto forte. Cambio. Poi da qui forse abbiamo iniziato a vederla insieme. Cattura. Qui si è. Ok. Alfiere 3. Bravo computer, che mi dai ragione. Va bene. Anche alfiere di 2 è buona. Forse per rimettere l'alfiere su questa diagonale.
Cioè, una mossa, ragazzi, incredibile. Qui, posizione di pareggio, a seguito di questa, meno 1, meno 2 per il nero, come se avesse 2 pedoni in più. Incredibile come una mossa possa fare la differenza. Giustamente qui il bianco non voleva chiudere la colonna alla torre, però sarebbe stata senza dubbio una scelta forse non più saggia, più sicura. Ok, ok, torre qui, ora qui c'era, ok, donna qui. Ok, questo sacrificio non è ritenuto tanto bene. Adesso c'è donna per cavallo d6 e ora qui dice b4. Allora, questa è una cosa che capita tantissimo, mi capita tantissimo, e quando, mettiamoci nei panni del nero, quando il tuo avversario, il bianco, è comunque minaccioso perché cioè, boh, ha dei pezzi vicino al tuo re, spesso inizia a giocare in modo difensivo, senza motivo, anche se non c'è veramente nell'area nulla, mentre bisognerebbe avere la calma e lo zen di un computer per dire ok, spingo i pedoni a promozione. Questo è quello che bisognerebbe fare, però l'essere umano ovviamente soffre della pressione psicologica, quindi è chiaro che uno cerca di giocare in maniera solida, no? Questa mossa è ok, scacco. Dopo questo scacco, addirittura da meno 2,5 bisogna giocare torre F4. Scusa, no, ha già cambiato idea per fortuna. Dopo questo scacco, bam, la posizione è leggermente migliore per il bianco. C5 non va bene perché c'è torre, ecco qui alla fine, torre A7, alfiere 7, donna, sacrificio di donna è la mossa migliore, ha cercato di complicare il gioco, donna per C5 e ovviamente poi la partita è andata. Molto 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 carina, ragazzi, molto carina, complessa ma molto carina. Spero che vi sia piaciuta, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!